è oggettivo che il mercato immobiliare, non dico che si sia ripreso, ma che ci sia un risveglio del mercato immobiliare. I dati lo danno sicuramente. Noi abbiamo avuto 410.000 compravendite nel 2013, oggi siamo a 500, abbiamo chiuso il 2016 a 530.000, abbiamo avuto anche un leggero rialzo nel 2017. A fronte di questo ovviamente c'è la riduzione, un'ulteriore riduzione dei prezzi del 2,81 su base nazionale nei primi 3 mesi del 2017. A fronte su Catania siamo al 3,51 in meno. Abbiamo un ritorno al credito per quanto riguarda le banche, sono più propense a concedere i mutui e non ultimo uno sguardo più ottimistico a quello che è la realtà immobiliare.